Buonasera a tutti, benvenuti al quinto appuntamento della rassegna letteraria Incontri d'autunno, inserito nel progetto Sul filo del discorso, realizzato e ideato dallo staff della Biblioteca Civica Simpliciana, promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Olbia e cofinanziato dalla Regione Sardegna dall'assessorato alla pubblica istruzione, alla cultura e allo spettacolo. Questa sera ospitiamo il giornalista Roberto Tartaglia, che ci presenta un thriller per ragazzi che farà da sfondo alla trattazione di alcune delle problematiche giovanili più comuni che funestano purtroppo la vita dei nostri ragazzi. A condurre e a dialogare in remoto con il nostro autore sarà la dottoressa Valentina Bini del Centro Oltre l'Autoretto di Cagliari, che sarà fotocollegata con noi direttamente da Cagliari, e in presenza della professoressa Cristina Oggiano. La serata sarà intervallata dagli interventi musicali del maestro Alessandro Samatrici col suo clarinetto in si bemolle, per non fare errori drammatici. Prima di lasciare la parola per i saluti alla nostra assessora alla cultura e alla pubblica istruzione, nonché vice sindaca Sabrina Serra, una nota di servizio, una comunicazione di servizio. La serata del venerdì 24 novembre prossimo non sarà possibile effettuarla, sarà sostituita da un appuntamento per mercoledì 29 novembre, che sarà un appuntamento a sorpresa, e nei prossimi giorni verrà comunicato tramite i nostri social e i nostri mezzi di comunicazione l'autrice che sarà la nostra ospite. Lascio la parola alla nostra vice sindaca e vi auguro innanzitutto una buona serata e un buon divertimento. Grazie Antonello, intanto buonasera anche da parte mia, grazie all'autore per aver accettato questo nella nostra città, nella nostra biblioteca, grazie anche soprattutto alla professoressa Oggiano e al professor Samatrice, che sono sempre molto sensibili. Devo dire che già da tempo ci propongono degli eventi di questo tipo per coinvolgere soprattutto i ragazzi delle nostre scuole medie. Insegnano entrambe alla scuola media di IAZ e quindi sicuramente cercano di portare avanti non solo con l'attività quotidiana della didattica, ma anche di intervenire tra i nostri giovani con queste tematiche. E soprattutto è bello che insomma attraverso poi la sua scrittura, quindi aver scritto un libro più rivolto ai nostri ragazzi, si tratti di un tema così importante, così delicato, che spesso magari non è neanche così conosciuto tra le giovani generazioni, quindi è anche un modo giusto per arrivare proprio ai nostri ragazzi. Ringrazio anche la dottoressa che è collegata a distanza, però sicuramente sarà prezioso il suo contributo, e grazie ai tanti ragazzi che stasera sono qui in presenza, quindi sicuramente siete voi, ecco, i principali, diciamo, le persone alle quali ci vogliamo rivolgere questa sera, e soprattutto questo incontro è stato realizzato veramente principalmente per voi ragazzi, quindi grazie a tutti e buona serata. Io voglio ringraziare l'amministrazione comunale e il direttore dottor Ronchi e tutto il personale della biblioteca che ci ha permesso di fare questo incontro. Ringrazio Roberto Tartaglia, che stamattina era da noi a Isticadeddu, la succursale dell'Armando Diaz, e è stato un incontro molto toccante, ha toccato le corde del cuore. Ci sono stati tanti interventi e è stato un successo, quindi anche tu Roberto sei rimasto piacevolmente
Ecco, abbiamo anche la rappresentanza dell'Armando Diaz, lo studente Francesco Battaglia, che farà delle domande, poi voi farete, speriamo, delle domande all'autore, va bene? Do la parola a Alberto. In realtà io do la parola a Alessandro, che introdurrà, perché non lo saprà mai nessuno, ecco qua, perché introdurrà il primo tema di discussione di questa sera, che è la sindrome di Tourette, con una canzone di un famoso cantante che ha la sindrome di Tourette. Se non avete visto il suo video su YouTube, molto toccante, andate a vedere. Lui è Luis Capaldi e il brano che seguirà Alessandro è Someone in Love. questa mattina a scuola, sì. Interagisci come sai fare tu col pubblico. Ok, introduco un pochettino l'argomento e poi passo la parola alla dottoressa Sabini, che ve lo spiegherà dal punto di vista scientifico. Come ho detto prima, perché questa canzone è introduzione della serata? Perché l'autore ha la sindrome di Tourette, una sindrome di origine neurologica che io stesso ho, anche se adesso non si vede più, ed è emerso questo particolare di Capaldi perché durante un concerto si è dovuto fermare
perché ha avuto dei tic, che sono tra i sintomi più caratteristici della sindrome di Tourette, e quindi ho dovuto interrompere la performance. E la cosa bella è che il pubblico, anziché fischiare, reclamare, eccetera, eccetera, ha preso la parola e ha iniziato a cantare al suo posto. E è stato un momento molto toccante, un momento bellissimo di vicinanza e di abbattimento di tante barriere che riguardano la cosiddetta diversità. Ma di questo magari ne parliamo dopo, perché se no divaghiamo. Una piccola introduzione prima di passare la parola alla dottoressa. Che cos'è la sindrome di Tourette e quindi ecco perché io ne parlo. Ve l'ho accennato perché io ce l'ho e adesso non si notano più tutti quei disturbi che sono appunto i tic, ma anche disturbi ossessivo-compulsivi, eccetera, eccetera, perché attraverso un percorso di rieducazione neurosensoriale sono riuscito, come dire, appunto a rieducare il sistema nervoso, insegnandogli come comportarsi di fronte a determinati stimoli, che possono essere stimoli sensoriali o stimoli interni, appunto pensieri. E non è stato facile, ci ho messo un anno, però è valsa la pena perché la mia vita è cambiata radicalmente. Questo è successo nel 2010 e quindi io di questo devo ringraziare il professor Gianfranco Morciano che mi ha praticamente cambiato la vita e diciamo che la sindrome di Tourette per me è diventata quello che era prima, che era nel primo stadio era un qualcosa che non so cosa sia. Vedo che sono nervoso, mi dicevano sei ansioso, ma io non ci stavo perché dicevo è possibile che sono ansioso, ma gli altri, quindi o non ci sono altri ansiosi intorno a me oppure non funziona, non è la diagnosi giusta perché io ho delle manifestazioni che gli altri non hanno. E la seconda fase è stata ok, ho scoperto di avere la sindrome di Tourette su internet. È un problema, perché tu leggi su internet e leggi che è una sindrome rara, incurabile, insomma i pensieri che cominci a farti sono abbastanza preoccupanti. La terza fase è stata la realtà poi della sindrome di Tourette, che può essere invalidante perché può esserlo, ma oltre ai disturbi porta tutta una serie di sintomi potenzianti, non sintomi disturbanti. In primis la creatività, che diciamo che è una specie di fil rouge fra noi tourettici, ma non solo, quindi ho imparato a guardare alla sindrome e a me e con occhi diversi, quindi non è più un problema insormontabile, non sono più uno strano, un diverso, un non integrato, eccetera, ma c'è qualcosa di più dietro. Adesso però lascio la parola alla dottoressa. Grande piacere partecipo oggi, mi dispiace insomma di essere collegata virtualmente, avrei preferito stare in presenza ma purtroppo oggi non è stato possibile e sono ben contenta di parlare in questo modo di Tourette, perché un po' come diceva Roberto Tartaglia, le etichette diagnostiche che usiamo nei clinici sono spesso molto riduttive dell'unicità della persona. Quindi la diagnosi di sindrome di Tourette non rende assolutamente merito alla complessità e alla unicità che poi la persona con Tourette porta con sé nel suo stare al mondo. Come diceva bene Roberto, abbiamo già parlato di due artisti in qualche modo, con la Tourette, quindi Capaldi e appunto Roberto Tartaglia, che ha modo suo, con la scrittura in qualche modo porta un estro artistico appunto con noi oggi sicuramente, ma nella sua vita. L'estro artistico è sicuramente caratterizzante della sindrome di Tourette perché tipicamente, generalizzando, si accompagna a una ipersensibilità. Le persone tourettiche sono persone che è come se sentissero in modo amplificato gli stimoli sia ambientali, quindi esterni, ma anche interni.
e questo li rende tanto sensibili, no? Quindi i tic, che poi è la manifestazione più evidente di quella che appunto è la sindrome, quindi una costellazione di sintomi, spesso e volentieri sono anch'essi portatori di significato, perché nessun diuretico ha gli stessi tic, quindi c'è sempre l'unicità e la storia personale della persona, e questo secondo me è un messaggio molto importante oggi, che dobbiamo portare. Siamo tutti unici, irripetibili, e l'incontro delle nostre diversità può sicuramente contribuire a rendere questa vita un po' più divertente in primis, renderci più curiosi. Spesso è facile puntare il dito sulla diversità perché ci spaventa, invece se facciamo un passettino indietro, ci incuriosiamo di ciò che è diverso da noi, abbiamo tanto, no? Da crescere, da migliorarci. Sì, grazie. Ha introdotto un tema importantissimo, che è quello della diversità, e che è alla base anche del mio libro Ops. Infatti il motto è: siamo tutti diversi ed è questo a renderci uguali. Lo dicevo oggi nella scuola, no? Dicevo, voi siete tanti, no? Erano quasi 100 ragazzi, dico, che cosa avete in comune fra di voi? Magari qualche curiosità, magari qualche interesse, sì, ma l'unico vero tratto che ci accomuna tutti gli esseri umani non può essere né un tratto fisico, né un tratto psicologico, né un tratto caratteriale, perché alla fine ci sono mille sfumature, come diceva giustamente Valentina prima, che ci rendono unici. Allora qual è il tratto che ci accomuna tutti? È la diversità, è l'unico elemento certo che tutti abbiamo in comune, il fatto che siamo tutti diversi. Quindi dicevo ai ragazzi stamattina, è inutile parlare di diversità in questo senso, perché se dovessimo iniziare a fare una battaglia tra diversi, scoppierebbe una guerra tra 8 miliardi di esseri umani, tutti contro tutti, no? E quindi è chiaro che non avrebbe più senso, e quindi uno si chiede, ma allora perché abbiamo così tanta paura del diverso? Una spiegazione, che è quella che ho dato oggi anche a scuola, è che sostanzialmente la paura del diverso è scritta nel nostro DNA, e se voi ci pensate dal punto di vista evoluzionistico ha senso. Quando eravamo dei cavernicoli aveva senso aver paura del diverso, perché chiunque fosse diverso da noi, dalla nostra famiglia, poteva rappresentare un pericolo poteva uccidere noi, la nostra prole, poteva rubarci cibo, risorse, poteva rubarci il rifugio, lasciarci morire, insomma, per mano della natura, e aveva un senso aver paura del diverso. Poi chiaramente le cose sono cambiate, no? Sono emerse le civiltà, siamo diventati istanziali, sono emerse le civiltà, e le civiltà di oggi non sono né quelle di prima, né tantomeno rispecchiano uno stile di vita degli uomini primitivi, no? E quindi oggi non ha più senso aver paura della diversità, anzi ha senso prendere ricchezza dalla diversità. La natura stessa prende ricchezza dalla diversità. Oggi si parla tanto purtroppo di preservare le biodiversità, no? Perché incrinare un piccolo equilibrio all'interno delle biodiversità vuol dire scatenare un effetto domino che potrebbe mettere a rischio tutte le specie viventi. Perché? Perché gli equilibri del nostro pianeta si basano sulle diversità. Quindi diciamo che, allargando un po' il pensiero, il concetto di diversità è un concetto proprio insito nelle regole stesse che governano la vita su questo pianeta. Quindi assolutamente, con questi due discorsi qui, se ci ragionate, è completamente assurdo pensare alla diversità come a qualcosa di preoccupante. È al contrario una ricchezza. Quindi bisogna lavorare, ho detto oggi ai ragazzi, bisogna lavorare per superare queste barriere, per trovare un antidoto a questo veleno che poi è la paura della diversità. Questi antidoti, ho detto oggi ai ragazzi, si trovano soprattutto in quel superpotere che noi esseri umani abbiamo, mi piace chiamarlo così, e che risponde al nome di empatia. La parola stessa, che deriva dal greco, vuol dire mettersi, vuol dire
sentire, entrare nelle emozioni degli altri, nel pathos inteso in senso largo, quindi in tutte le emozioni degli altri, non solo quelle di sofferenza, anche quelle di piacere, di gioia. Ecco, sfruttare questo superpotere ci permette di abbattere le barriere delle diversità, ci permette di avere appunto un antidoto contro il veleno che ci portiamo dentro, no? Questa ancestrale paura della diversità. I modi per sviluppare l'empatia sono tanti, non so se la dottoressa Bini ne vuole menzionare qualcuno, se no parto con i miei, io guardo così ci vediamo. Valentina, vuoi dire qualcosa su questo? Prego, poi aggiungo. No, proponi poi, io aggiungo i miei. Ok. Allora, io oggi ai ragazzi ho proposto 2 esercizi di vita, sostanzialmente, per sviluppare l'empatia. Ho detto ai ragazzi, guardate che l'empatia, dovete immaginarla un po' come la capacità di nuotare, no? Prendete un neonato, lo buttate in acqua, quello nuota. Prendete un bambino di 5, 6, 10 anni che non ha fatto nuoto, lo buttate in acqua e rischia di affogare. La stessa cosa è l'empatia. Prendete un bambino a delle scuole elementari, anche prima, e avrà l'empatia come dono naturale. Poi crescendo, col formarsi di sovrastrutture mentali, incominciamo a perderlo questo superpotere, quindi come la capacità di nuotare va allenato, ok? E come va allenato? Io ho proposto 2 esercizi di vita, dicevano oggi ai ragazzi a scuola. Il primo è sicuramente l'ascolto attivo, ok? Quindi quando dialoghiamo, c'era uno psicologo è stato molto importante il secolo scorso, che rispondeva al nome di Marshall Rosenberg, e ci ha lasciato un'eredità secondo me inestimabile, che è quella della comunicazione non violenta. Cosa ci diceva Rosenberg? Diceva: volete essere degli sciacalli o delle giraffe? Perché se volete essere degli sciacalli quando comunicate, ok, allora aggredite, avete la bava alla bocca, siete pronti a urlare, ad offendere, ad attaccare, quindi per voi la comunicazione è una specie di battaglia da vincere a tutti i costi. Se volete invece essere delle giraffe, allora comunicherete in maniera più amorevole, più accogliente, ed è questo che io consiglio per sviluppare l'empatia. Comunicate come delle giraffe, imparate ad ascoltare, a mettervi nei panni degli altri. È normale, vista la diversità, no? È normale che ci siano delle diversità di vedute anche, ma questo non vuol dire che per forza bisogna creare dei contrasti, non vuol dire che io ho ragione perché la penso così, tu c'hai torto perché la pensi diversamente da me, perché l'altra persona pensa la stessa cosa, io ho ragione, tu hai torto, e quindi non usciamo. Allora che cosa bisogna fare per sviluppare empatia? Dobbiamo metterci lì ed ascoltare senza giudizi e senza pregiudizi quello che gli altri hanno da dire, ascoltare le loro ragioni. Nel mio libro Ops, questa tecnica viene utilizzata dai ragazzi, i protagonisti bulli e bullizzati, per entrare in connessione. È parlando ed ascoltando in maniera non giudicante che si abbattono le barriere che ci dividono. Questo è un primo esercizio di vita che io consiglio di fare per entrare in empatia, soprattutto con chi la pensa diversamente da noi, perché è facile entrare in empatia con chi ci è simpatico, invece che chi è antipatico è difficile entrare in empatia, ok? Questo è il punto focale. Il secondo, ho detto ai ragazzi: sfruttate un piccolo cortocircuito del nostro cervello. La nostra mente non è in grado sostanzialmente di distinguere tra realtà e fantasia, si comporta allo stesso modo. Se adesso vi dicessi chiudete gli occhi, immaginate di avere davanti a voi il piatto più buono, più succulento che possiate immaginare, quello che vi piace di più. Dopo qualche secondo, se l'immaginazione è forte, vedrete che la vostra bocca inizierà a salivare. Perché? Perché il corpo si preparerà ad ingerire quel cibo che non è lì, lo state solo immaginando. E questo è anche il motivo per cui ci commuoviamo, piangiamo, ridiamo davanti alla narrativa, a un film, a una serie TV, un libro. Non c'è un videogioco, ci hanno detto oggi i ragazzi giustamente, sono commossi davanti al videogioco quando sono morti i protagonisti, i coprotagonisti del videogioco. Noi non distinguiamo tra realtà e fantasia. Allora l'esercizio qual è? L'esercizio è: utilizzate la narrativa per allenare l'empatia, utilizzate
la narrativa letteraria, utilizzate i film, il teatro, le serie TV, anche i videogiochi. Oggi è emerso che anche i videogiochi non sono altro che narrativa in effetti, e hanno aiutato alcuni ragazzi, insomma, inconsapevolmente ad allenare la loro empatia. Quindi io dico, utilizzate la narrativa, e un trucchetto è, ho detto oggi anche ai ragazzi, utilizzate la narrativa che ha come protagonisti personaggi che siano molto distanti da voi, molto distanti da voi. Oggi si parla purtroppo tanto di, no, soprattutto ho detto, di omofobia e islamofobia, che sono due fra le paure o non so come chiamarli, paure, visto che il suffisso è fobia, e che vanno fra virgolette di moda oggi. Ho detto ok, allora mettetevi nei panni, se avete la possibilità dal vivo, magari, dico, parlate con un omosessuale se siete etero, vedete che non c'è alcuna differenza. Voi amate delle persone che hanno un sesso diverso dal vostro, loro amano un partner dello stesso sesso, ma vivete comunque le stesse emozioni, avete le stesse aspettative di vita, avete le stesse gioie, gli stessi dolori. Vedete che le barriere si abbassano. Siete cristiani convinti, andate a parlare con un islamico. Io ho avuto la fortuna di parlare con delle guide spirituali islamiche in Egitto. Voi alla fine vi renderete conto che c'è chi parla di Maometto, c'è chi parla di Gesù Cristo, c'è chi parla di Allah, c'è chi parla di Dio. Alla fine, togliendo di mezzo i pazzi estremisti che non hanno nulla a che vedere con le religioni, è chiaro, vedrete che non c'è alcun tipo di differenza, non c'è alcun tipo di differenza. Tutte le religioni alla fine cercano la stessa cosa, tutti i profeti hanno detto più o meno le stesse cose, no? Quindi se avete la possibilità di parlare dal vivo con delle persone molto diverse da voi, fatelo. Altrimenti utilizzate la narrativa, utilizzate dei personaggi, libri, film, serie TV che abbiano per protagonisti delle persone molto diverse da voi, perché vi aiuteranno, tramite questo circuito cerebrale, a mettervi nei loro panni e quindi allenare l'empatia. Ti lascio la parola, Valentina. Aggiungerei una riflessione rispetto al concetto di empatia che sta molto. Io sono una psicoterapeuta, quindi lavoro grazie all'empatia, no? Che è appunto il riuscire a sentire insieme all'altro, sentire quello che sente l'altro. Il primo passo per fare questo, che è una dote naturale dell'essere umano, è innanzitutto stabilire una intimità con noi stessi e col nostro mondo emotivo. Non abbiamo parlato di emozioni, che sono sottostanti in realtà a tutto quello che stiamo dicendo e che stiamo anche vivendo oggi attraverso la musica, attraverso la narrativa, attraverso soprattutto lo stare insieme e al condividere. Quindi il potere di stare in contatto col nostro mondo emotivo. Il nostro mondo emotivo ci spaventa perché siamo sempre più cognitivi, sempre più razionali. Siamo in una società in cui siamo portati veramente a porci, di dover dimostrare, no, in termini di performance, dover mantenere una determinata immagine con noi stessi e con gli altri, e troppo spesso perdiamo di vista quello che sono le nostre emozioni. Le nostre emozioni sono la nostra verità. Quindi se io oggi sento paura, quella è reale, è vera, e da lì devo partire, perché la mia paura mi dice qualcosa di me e se l'ascolto mi sa indicare come muovermi, ciò di cui ho bisogno. Paura è l'emozione che proviamo quando percepiamo un pericolo e ci dice mettiti in protezione. Ogni volta che sento paura e non mi metto in protezione, sto venendo meno a me stessa. Quindi il valore di stare in intimità con noi per vivere in modo autentico con noi stessi ci dà sicuramente la possibilità di fare altrettanto insieme all'altro. Quindi se io non temo le mie emozioni, sono comoda con la mia intimità e con la mia persona, più facilmente tenderò a incuriosirmi dell'altro, a avere meno paura dell'altro
altro e a voler entrare in contatto con mondi diversi dal mio, proprio come un viaggio, come un'esplorazione, esattamente quando andiamo in viaggio, andiamo in vacanze, posti nuovi, andiamo ad esplorare, no? Quelle che sono delle cose sconosciute. Allo stesso modo l'empatia ci dà proprio questa occasione, entrando in contatto con l'altro per esplorare. Sì. Stavo pensando... L'intelligenza emotiva, sì, la grande opera che dovremmo leggere tutti, docenti, educatori, insegnanti, insomma tutti, perché è un capolavoro di, adesso ricordami Daniel Goleman, è un libro un po' grandicello, sì, ma corposetto però scorre, dai. Sì, scorre abbastanza e ti si apre un mondo nuovo, sì. E lo raccomando come lettura. L'intelligenza emotiva. Sì. C'è nell'altro libro che ho appena pubblicato dedicato ai ragazzi, Rebel e Belle, c'è tra i vari protagonisti un professore di filosofia che a un certo punto dice: una delle cose che rimprovero alla scuola italiana è l'assenza di un'educazione emotiva sin dalle scuole dell'infanzia, perché a livello istituzionale, perché sono delle scuole eccellenti che questa cosa la fanno, però quello che faccio dire al professore è che secondo me dovrebbe essere istituzionalizzata questa cosa a livello nazionale, perché come diceva giustamente la dottoressa, se non abbiamo una connessione con le nostre emozioni, non impariamo a riconoscere il momento in cui arrivo, perché poi il nostro cervello emotivo è stato programmato da madre natura, sempre per questioni evoluzionistiche, come diceva giustamente, la paura ci salva la vita, e è stato programmato per reagire molto più velocemente del cervello razionale. Quindi se noi non impariamo a intercettarle queste emozioni e a dare loro un nome e a razionalizzarle, poi diventiamo vittima. Stamattina a scuola parlavamo un po' delle cause che sono alla base del bullismo, no? E abbiamo detto che una delle cause poi che generano anche le aggressioni dei bulli è proprio questa incapacità di saper gestire la frustrazione che genera rabbia, quindi non sanno riconoscere per tempo e gestire la rabbia, in questo caso qui, no? Quindi imparare a riconoscere e gestire le emozioni giustamente è fondamentale, perché senza quello non riusciamo no, a interagire con gli altri, e la scuola secondo me ha un ruolo fondamentale, molto più della famiglia, perché comunque servono delle professionalità come quella della professoressa o comunque delle specializzazioni per gli insegnanti, e sì, anche secondo me è un punto assolutamente critico e fondamentale. Facciamo un intervallo Facciamo un intervallo e pian pianino sfumiamo dal tema Tourette al tema thriller, che poi è l'altro tema della serata, e con il brano Rumshinsky, lituano, vero Alessandro? Di origine lituana, e vedrete che vi trasmetterà proprio il senso del thriller. Io posso intervenire un attimo? Certo, ci mancherebbe. Purtroppo non ho sentito la musica, con grande dispiacere, non so se si possa fare qualcosa. Vedi tu. Chiediamo i tecnici. Grazie, se si può, grazie.
Dottoressa, Sì. dottoressa Bini, se vuole aggiungere qualcos'altro. Ha sentito? No, No? sinceramente preferisco sì. No, per me mi sembra insomma che come magari preferisco che qualcuno abbia qualcosa da chiedermi, ecco, lasciare un po' di tempo per quello. Ecco, perfetto. Io ho delle domande per lei, dottoressa. Posso iniziare? Certo, sono qua per Perfetto, questo. ok. Allora, la prima domanda che le volevo dare è la seguente. Qual è la causa per questa strana e complessa malattia? La causa? Non esiste una causa. Non esiste una causa anche perché pensare che la complessità di cui è portatrice la Tourette abbia una causa è veramente molto riduttivo. Ci sono delle ipotesi di scienziati oggi. Io ho iniziato a studiare la Tourette dal Dipartimento di Neuroscienza a Cagliari, quindi in ambito farmacologico. E attualmente ci sono, diciamo, delle ipotesi che parlano di quella che in gergo si chiama eziologia, quindi quali sono le variabili che portano poi. Sicuramente c'è un aspetto di familiarità, nel senso che sappiamo che all'interno delle generazioni ritorna, molto più comune sulla linea maschile, quindi si ipotizza che ci sia un ruolo degli androgeni, ovvero tutti gli ormoni legati allo sviluppo sessuale maschile. Tanto è vero che con lo sviluppo, dopo i 50 anni, tanta sintomatologia va in remissione, proprio perché c'è un calo di questi ormoni, mentre il periodo peggiore è tipicamente proprio quello prepuberale, quindi nello sviluppo sessuale. Tutti riportano, no, che purtroppo il periodo peggiore, che poi coincide proprio con le scuole medie, quindi voi avete questo compito, no, di prestare attenzione, perché quello è un momento particolarmente di vulnerabilità dell'individuo. Gli atti di bullismo tipicamente avvengono nel contesto delle scuole medie rispetto, sto parlando i primi perlomeno. Quindi non si può parlare di una causa, ci sono sicuramente tante ipotesi, appunto il ruolo degli androgeni, una componente genetica si immagina, ma non è mai stato scoperto il gene della Tourette, si ipotizza proprio per questa familiarità, però oggi la scienza da questo punto di vista non sa rispondere. Sappiamo che risponde ad alcuni farmaci, ma in certe persone questo è vero, in altre persone questo non è vero. Non esiste una farmacologia specifica per la Tourette, ma è sempre preso in prestito da altre patologie. Quindi quello che diceva prima Roberto è preziosissimo. Il lavoro che deve fare la persona è un lavoro complesso, soprattutto legato ai propri significati personali e alla sua personalità. Io di tante Tourette che ho visto nella mia esperienza clinica non ho mai visto una Tourette uguale all'altra, quindi il lavoro deve essere proprio cucito alla persona da tutti i punti di vista, sia quello farmacologico che quello più psicologico e riabilitativo. E pensate che Gilles de la Tourette ha definito la sindrome di Tourette nell'Ottocento, basandosi su degli studi di Jacques Itard ancora precedenti. Oggi siamo nel 2023 e ancora c'è avvolta dal mistero la nostra sindrome. C'era Andrea Pinkez, più grande scrittore di noir italiano, che ogni volta che ci vedevamo mi faceva: allora come va la sacra sindrome? Perché lui era un giocoliere delle parole e quindi proprio per questo alone di mistero la chiamava la sacra sindrome. Un'altra domanda, le volevo chiedere... Per fortuna sia in Italia che per fortuna sia in Italia che in America, in Inghilterra, le associazioni come quella di cui parlava prima Roberto stanno portando veramente innanzitutto la sensibilizzazione. Oggi si parla di Tourette, è da sempre sottostimata perché
perché la persona con Tourette è una persona estremamente intelligente che da sola trova le strategie per avere una vita perfettamente integrata. Da noi arrivano tantissime persone 40-50 anni con il quesito diagnostico, perché appunto magari cercando su Google danno risposta a certe loro caratteristiche, no? Però di fatto hanno una ottima qualità della vita, sono persone che lavorano, che fanno, non sono persone, ci sono purtroppo anche casi, sono abbastanza più validanti, però generalmente è una condizione che consente un'ottima qualità della vita. Allora, la sindrome di Tourette è presente in tutto il mondo? È interessante questo. Allora, purtroppo non lo possiamo dire, nel senso che poi in tanti parti del mondo la ricerca non viene fatta, no? Con i criteri della ricerca scientifica, quindi, però sì, dovrebbe essere una sindrome che troviamo da tutte le parti del mondo, questo sappiamo oggi. È un disturbo del neurosviluppo, comunque l'esordio tipicamente tra i 6 e 12 anni. Se ci fossero delle domande da parte del pubblico per la dottoressa Bini, la dottoressa è felice di rispondervi. Alessandro per la dottoressa? E Francesco per la dottoressa. Allora, il mio alunno, dottoressa Bini, è molto interessato. Per piacere. Ma questa malattia, come quello che ho sentito, se non si riesce a aggiustarla con i modi senza medicine, quali medicine si dovrebbero prendere per farla passare? Non proprio passare. Purtroppo le dicevo prima, non ho capito, scusa. Ho detto, ma no, non del tutto passare, ma almeno levarne un po'. Alleviarne. Allora, come dicevo prima, non ci sono medicine specifiche per la Tourette. Ci sono persone che trovano sollievo con alcune molecole, il farmaco è una stampellina, ok, per la Tourette. Cioè ci sono dei farmaci che possiamo anche nominare, sono l'aloperidolo e l'aripiprazolo in prima forma, che possono dare un po' di sollievo rispetto ad alcune caratteristiche fastidiose della Tourette. Tu ti devi immaginare, Francesco, che queste persone è come se fossero costantemente sollecitate, ok? Sono sempre un pochino attivate da quello che accade sia dentro che fuori da loro, e questo crea magari una difficoltà nel concentrarsi certe volte, una difficoltà a mantenere la concentrazione, ma non perché loro non riescono a seguire, hanno solo bisogno di modalità diverse. Adesso per esempio io da poco lavoravo con una ragazza a scuola e abbiamo chiesto ai professori, tra le tante cose, che lei potesse seguire le lezioni ascoltando la musica con una cuffietta e il professore con l'altro orecchio, perché sembra folle, no? Per lei invece paradossalmente avere il doppio canale in entrata l'aiutava nella concentrazione. Quindi vedi la diversità certe volte, no? Se il professore ci avesse detto no, quella ragazza magari avrebbe abbandonato la scuola perché si sarebbe sentita totalmente inadatta. Lei, grazie a queste strategie, è perfettamente abile, è bravissima a scuola e sarà promossa come è sempre stata promossa. Come per chi ha letto il libro, no? Avrete visto che proprio all'inizio c'è Axel che viene ripreso dalla professoressa, dall'insegnante, mentre lui sta pensando, sta vagando in universi paralleli con la fantasia, però sulla spiegazione dell'insegnante. Quella è una cosa, un trucchetto che utilizzavo anche io, cioè trasformavo in narrazione interna quello che ascoltavo. Dall'esterno sembra che tu sia distratto, però in realtà stai apprendendo al meglio, insomma, perché quella è la tua strategia. Sì, esattamente così.
Francesco nel frattempo ti stava animando mentre parlavi. Sì? Francesco, sì. Sta arrivando. Qualche altra domanda? Ecco, la dottoressa Possu. Buonasera a tutti. Intanto vi faccio i complimenti per la tematica, veramente questo è un momento di riflessione e anche di studio molto interessante, e anche come amministratrice di questa città sono molto orgogliosa sinceramente del fatto che si possano sviluppare questi momenti formativi anche per i nostri ragazzi. Io appunto svolgo la professione di pedagogista, lavoro in un centro di riabilitazione. Nella mia carriera ho avuto, devo dire, in funzione del discorso sull'arricchimento dalla diversità, ho avuto la fortuna, devo dire, di poter interagire con un ragazzo, con un ragazzino con la sindrome di Tourette nella mia carriera, e anche quello è stato un arricchimento anche a livello personale. Volevo chiedere alla dottoressa, allora intanto chiaramente come per tutti gli interventi, soprattutto diciamo in età evolutiva, la presa in carico globale multidisciplinare è sempre quella auspicabile, perché comunque anche i ragazzi con diciamo che presentano questo disturbo necessitano di tanti interventi globali, per cui molte volte ci sono implicazioni di natura psicologica, quindi un lavoro sull'autostima, ma anche un lavoro diciamo psicoeducativo. Volevo chiedere alla dottoressa cosa pensa dell'intervento cognitivo comportamentale associato all'intervento, quindi associato appunto alla riabilitazione delle persone con sindrome di Tourette. Ecco, questo. Sicuramente il trattamento d'elezione, il trattamento cognitivo-comportamentale è sicuramente il trattamento d'elezione, nel senso che è basato su evidenze scientifiche, quindi la letteratura e le linee guida oggi indicano quello. In particolar modo esiste una metodologia dell'approccio cognitivo che si chiama Habit Reversal, che aiuta tanto la persona nel prendere consapevolezza del tic, lavora sul tic. Perché è importante prendere consapevolezza del tic? Perché il tic, per tanto tempo si diceva che i tic erano completamente incontrollabili. La persona in realtà, soprattutto per i più complessi, è perfettamente consapevole del fatto che il tic sta per arrivare e vive quella che noi chiamiamo urgenza premonitoria, che può essere un solletico, un'energia, una pressione interna che avvisa la persona che il tic sta per arrivare. Non si può fare diagnosi di Tourette se la persona non riesce a controllare il tic. La persona tourettica, se si dice adesso non lo faccio, non lo fa. Quindi anche questo ci fa capire, no, la particolarità di questa sindrome, nel senso che sembra una perdita di controllo il tic, ma la Tourette in realtà si accompagna a personalità fortemente controllanti, perché sono persone che hanno bisogno di stare in controllo rispetto al mondo interno ed esterno, proprio perché sono disturbati da questo bisogno, da questa urgenza legata ai tic. Quindi insomma, rispetto alla ritornando alla domanda, sicuramente oggi le linee guida parlano di questo. Poi io diciamo che mi discosto sempre un po' dalle linee guida nella mia pratica clinica, perché ripeto, dobbiamo sempre fare i conti con chi è davanti. Quindi viva la creatività anche nella scienza, dobbiamo essere molto artigiani certe volte, molto artisti anche noi, perché quello che può andare bene a una persona non si può in modo rigido applicare ad un'altra, quindi ben venga la base scientifica sempre, però ci vuole anche un po' di flessibilità nei trattamenti. Sì, io ponevo questa domanda perché mi è capitato di interagire magari con colleghi. Sappiamo quanto ancora in Italia sia radicato l'orientamento psicodinamico
per la cura di diversi disturbi, per cui mi piace, condivido con la dottoressa questo approccio, per così dire, multisistemico, quindi sono assolutamente d'accordo, ho esperienza del fatto che si possa utilizzare, prendere un po' da diversi approcci e adattarli all'individuo, quindi sono assolutamente d'accordo con la dottoressa. E soprattutto, secondo me, un'altra cosa importante, non dimenticare che il protagonista è la persona, che è anche il miglior curatore di se stesso. Noi possiamo dare degli strumenti, ma poi è la persona che in qualche modo deve farli suoi, ed è proprio una squadra. Io lavoro così, io lavoro facendo squadra con la persona, perché io sono esperta dei processi psicologici, ma la persona è esperta di se stessa, quindi è veramente un lavoro che avviene al 50%, si fa insieme, io cerco di aiutare l'altro sulla base di quello che l'altro porta, di cui è portatore, ecco. Assolutamente d'accordo. Sì. Questo tra l'altro è l'approccio che ho utilizzato anche io, perché io venivo, prima di incontrare il professor Morciano, di cui parlavo prima, venivo dall'esperienza farmacologica. Come ho detto giustamente la dottoressa, non tutti rispondono, no? Poi farmaco lo devi prendere, se no chiaramente non ha più effetto. Io ho avuto effetti con i farmaci, i serotoninergici, tanto per fare il nome che la dottoressa conosce, per il primo mese. Dopodiché evidentemente il mio organismo si è assuefatto, non ho avuto più riscontri e pian pianino poi con il neurologo che mi seguiva all'epoca ho lasciato la terapia. E poi ho avuto questo approccio integrato di cui parlavate voi due poco fa, e da una parte per togliere i tic più sensoriali, che sono quelli che rispondono al prurito, all'istinto energia di cui parlava la dottoressa. Sono stato aiutato dalla terapia, con il professor Morciano, sono stato aiutato dalla terapia che viene chiamata di integrazione sensoriale, quindi sostanzialmente tutta una serie di esercizi proprio che riabilitano la risposta, per farla bene, la risposta dei nostri sensi agli stimoli, perché i tic poi, come li chiama il professor Morciano, sono una sorta di risposta compensativa, cioè il sistema nervoso non sa come reagire di fronte allo stimolo, quindi in qualche modo si adatta e trova la sua via. Mentre per i problemi più strettamente mentali, che sono poi disturbi ossessivo-compulsivi, ho trovato beneficio proprio dalla terapia comportamentale di cui parlavate poco fa, che pian pianino mi ha portato verso l'estinzione di queste compulsioni. Se anche adesso, magari in periodi di forte stress, dovessero comparire dei piccoli pensieri ossessivi, sono comunque molto meno potenti di prima, non ho bisogno di fare compulsioni e comunque le compulsioni non sono più a effetto sabbie mobili, come dicevo oggi a scuola, cioè che più le fai più il cervello impara che così si allevia l'ansia, e più le rifai e più le rifai ed aumentano e quindi portano nel gorgo. E quindi sostanzialmente sì, questo approccio ha aiutato, ha cambiato la vita a me. Grazie. Grazie a voi. Francesco, facciamo gli interventi dopo? Ok. Tutto tutte pronte le domande, tanto. Ok. Diamo la parola alla musica. Adesso è il momento di un valzer. Grazie, buonasera. Sì. Buonasera a te. Grazie. Un valzer francese che risponde al titolo di Poulenc.
proporre ai ragazzi di intervenire con qualche domanda. Chi ha letto il libro vuole fare qualche domanda alla dottoressa Bini o a Roberto? Poi voglio sentire anche altri ragazzi, vero? Le donne voglio sentire. Allora, cosa diresti a chi non ha ancora letto il libro? Per incuriosire, non dire tutto. Non si dice tutto. Allora, innanzitutto cos'è che ti è piaciuto di questo libro, Francesco? Mi è piaciuto tutto questo libro, perché parla, a me piace tutti i suoi libri, perché a me piacciono sia i gialli che i thriller. A me è bellissimo perché alla fine ti sospetta e poi dici in mezzo, e poi capisci cosa succede. È facile da leggere? Sì, è facile. Ci ho messo una settimana a leggerlo, Okay. mezzo mese. Mezzo mese, una settimana? Uno o due. Uno o due, ok. Perché c'è molta cosa da fare. Però se c'avevo il tempo me lo leggevo tutto. C'è prima, dici, prima. Ok. La mia domanda è visto che già questi TIC che si muoveva più, visto che ha detto la dottoressa che alle medie si poteva fare più volte, Sì. era vittima di bullismo. Io? E di bullismo vero e proprio. Mezzo bullismo. Mezzo bullismo, chiamiamolo così, un mezzo sangue, bullismo mezzo sangue possiamo dire, nel senso che più che altro alle superiori sì, ho fatto un po' di fatica a farmi conoscere per quello che sono veramente, e mi è toccato un paio di volte, sì, diciamo, come combattere, non mi veniva un sinonimo, però sì, a parte qualche evento così, poi diciamo che sono riuscito a farmi accettare, a farmi conoscere per quello che sono veramente, al di là della prima impressione, diciamo così, ho fatto conoscere il libro al di là della copertina, per usare una metafora. Sì, è molto bello questo libro, perché spiega tutto. L'unico che non ho capito, la prof aveva letto il resto del libro, ha detto che quando Accent dentro sta stanza c'era già qualcuno, ma io leggendo non c'era nessuno prima che entrava lui. Allora, senza svelare tutto, non c'erano persone nell'escape room, ma c'era qualcos'altro nella stanza dove c'è l'escape room, che era la palestra. È successo qualcos'altro lì. Forse questo intendevo, quella cosa lì che non si dice. No, non dico. Scoprirà chi legge. Bravo. Volevo chiederti, Francesco, secondo te è un libro che possono leggere anche gli adulti? Che può interessare, vero? E perché secondo te? Aspetta che arriva il microfono. Sì, perché... Senza dire... No, sì, perché parla di questa sindrome di Tourette, che oltre a noi ragazzi devono saperlo pure gli adulti, e questo ha detto pure lei, Roberto, l'ha detto pure Roberto. Ma poi perché è anche interessante, è tipo un giallo però per ragazzi, molto bello e riflessivo. Sì, io lo consiglierei pure per i grandi. Grazie. Anche se a metà di quei libri, anzi la metà della metà, lo consiglio anche per i grandi. Puoi dire con me gli incontri in Italia così? Sì. Qualcun altro vuole fare qualche domanda? Io
ho visto qualcuno che aveva il libro in mano quando è entrata, giusto? L'hai letto tu il libro? Perché non... Dai, tranquillo, no, guarda. C'è neanche una curiosità. Sicura? Secondo me qualche curiosità ce l'hai, Qualsiasi. Dai, Non ti preoccupare, non ci sono domande sbagliate, Non ti preoccupare. Ti lasciamo un po' per rifletterci, fatti venire in mente qualcosa, vediamo un po'. Anche voi due, Tutte e tre, tranquille. Ah, il microfono non mi sento su. Ah, ok, le dovete ancora leggerlo voi, va bene. Va bene. Aspettiamo se hai qualche domanda. Tu ti chiami? Bianca, vediamo se Bianca ha qualche domanda. Va bene, ti aspettiamo. Sì. Dei grandi, nessuno? Abbiamo anche la dottoressa Bini, quindi insomma approfittiamone. No, allora... Le domande? Ok, allora possiamo concludere di nuovo con la musica e questa volta passiamo al Bossa Nova direttamente dal Brasile. Bossa Nova, vedrai, divertente. Jobim. Accendi il microfono. ringrazio la dottoressa Bini per la disponibilità
perché mi ha sopportato per tanto. Ti ricordi, Valentina? Ti perseguitavo. Sì, ci ho incontrato da molto. No, non mi sono sentita perseguitata. Non sono stata qui. Ok, sono Ti contenta. ringrazio tanto, mi ha fatto tanto piacere. Perfetto, ringrazio i presenti, professor Samatrice e l'autore che mi ha fatto conoscere tante cose di questa sindrome e mi informerò ancora di più, perché la formazione perenne, fino a quando siamo vivi si continua ad aggiornarsi su tutto. E ringrazio voi del vostro interesse e vi auguro una buona lettura. L'autore Roberto ha scritto tanti altri libri, alcuni sono per adulti però, quindi vero? Per adulti. Poi c'è l'altro, l'ultimo può... In realtà anche sì, anche ho scritto una trilogia di thriller psicologici per adulti. In questa trilogia il protagonista ha la sindrome di Tourette, per quello ho scritto questo romanzo, perché mi ero rivolto soltanto al pubblico adulto. Ho detto perché però i ragazzi non devono conoscerla, e allora ho scritto Ops. E poi adesso, come ho detto, è uscito Rebel Rebel, che ha un altro obiettivo, quello di parlare ai preadolescenti e adolescenti, partendo... Allora, l'argomento è un po' complesso, ma non è complesso in realtà il libro, perché si parte dal concetto dell'eterno ritorno di Friedrich Nietzsche e si sfrutta questo pensiero filosofico per parlare di loop temporali, che a me piacciono tantissimo anche ai giovani, e per insegnare loro una filosofia di vita improntata al fare, per creare con le proprie mani il futuro e superare le ansie e le paure che di questi tempi purtroppo sono peggio che i nostri. Ringrazio anche la libreria Ubic di Viale Aldo Moro, ci sono le copie del libro lì che vi aspettano. Speriamo di ritrovarci presto, Roberto, Volentieri. con il nuovo libro che è appena uscito e che hai appena citato. Allora, buona serata. Grazie a tutti. C'è qualcuno? Sì, grazie alla dottoressa Cossu che è venuta, grazie. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Bianca? Alla domanda, vediamo in bellezza. Aspettavo. Perché si chiama Ops? Ok. Si chiama Ops perché è la frase che ripete più spesso Ela, una delle protagoniste, che quando succede qualcosa di inaspettato o qualche piccolo casino dice Ops, e siccome il libro è pieno di imprevisti e di problemi da risolvere, allora il titolo più appropriato era Ops. Grazie. Grazie a voi.